Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video. Oggi vi parlerò delle zecche. Allora, nel video di oggi, per parlarvi delle zecche, siccome l'argomento è molto vasto e ci vorrebbe molto tempo, ho deciso di suddividere il video in delle sezioni. Per cui partiamo dalla prima sezione. Allora, le zecche sono dei parassiti ematofagi e contrariamente a quanto si crede non sono degli insetti, bensì sono degli acari che appartengono alla classe degli arachnidi. Le zecche hanno le dimensioni di alcuni millimetri, hanno un colore bruno scuro e sono dei parassiti che vengono trasportati temporaneamente da animali sia selvatici che domestici e occasionalmente possono anche aggredire l'uomo. Le zecche principalmente vivono in ambienti boschivi, caldo-umidi. Gli piacciono anche i posti ombreggiati e ricchi di vegetazione. Le zecche si posizionano su prati, stanno sui fili dell'erba e aspettano che passi un animale oppure l'uomo. Soprattutto le zecche sono presenti nelle zone di passaggio della fauna selvatica oppure nei pascoli a bassa quota. È molto facile trovarle ad altitudini inferiori ai 1000 metri, fino a circa ai 1200-1500 metri. Possono essere presenti però anche più in alto, perché possiamo pensare passa uno stambecco, la zecca si attacca allo stambecco, lo stambecco sale fino a 1800 metri, 2000, diciamo fino a 1800 si potrebbe trovare qualche zecca. Ovviamente il loro numero è inferiore rispetto ai 1000 metri dove è molto comune. Le zecche sono più attive nel periodo che va dalla primavera all'autunno inoltrato, quindi diciamo da aprile fino a fine settembre, inizio ottobre, dipende dalla stagione, se è più calda o più fredda. Allora, la zecca purtroppo in questi ultimi anni il numero di zecche è aumentato in maniera vertiginosa ed è aumentato anche molto il numero delle zecche infette. Questo ci sono diverse cause concatenate. Allora, innanzitutto una delle cause è il cambiamento climatico. Gli inverni sono più caldi, nevica meno e a quote più alte, per cui e anche gela meno, in pianura ci sono molte meno gelate, per cui il numero di zecche che riesce a sopravvivere grazie al letargo è maggiore rispetto a un po' di anni fa. Poi lo sappiamo, la montagna viene abbandonata, i pascoli sono abbandonati, per cui i boschi possono riappropriarsi dei pascoli e giungono fino in pianura. All'interno del bosco chi ci vivono? Gli animali selvatici. I vettori principali delle zecche sono gli ungulati, quindi cervi e caprioli, e anche un po' i cinghiali. Lo sapete, soprattutto il numero di caprioli e di cinghiali è aumentato in questi anni in maniera esponenziale, per cui le zecche si attaccano e vengono trasportate fino in pianura. Un'altra causa, appunto, l'abbandono dei prati, ma anche il mancato sfalcio di quei prati che magari non sono ancora stati invasi dal bosco, però vengono abbandonati, quindi abbiamo l'erba alta e lì le zecche proliferano perché trovano un ambiente caldo-umido, gli steli e si trovano molto bene. Sono pericolose per l'uomo? Diciamo di no. Allora, la zecca di per sé non è pericolosa per l'uomo in quanto morde la carne come la zanzara ci punge. Il problema sta nei virus o batteri che la zecca può trasportare all'interno del suo stomaco e che per cui una volta che morde l'uomo, più resta a contatto con la pelle, più è facile che questi virus o batteri passino dallo stomaco della zecca al nostro corpo. La zecca principalmente causa 3 malattie abbastanza gravi. La malattia di Lyme, l'encefalite da zecca, detta anche TBE, oppure l'erlichiosi. Perché si contragga il morbo di Lyme, la zecca deve restare attaccata al nostro corpo per circa 48-72 ore. L'infezione si manifesta dopo un paio di settimane, solitamente con degli arrossamenti a forma circolare attorno a dove siamo stati morsi. Se la malattia viene presa in tempo, viene curata in modo efficace con una terapia di antibiotici.
L'erlichiosi invece è una malattia, è un'infezione, sempre un'infezione, si manifesta con febbre, dolori, è simile all'influenza, oppure poi può causare anche nausea e vomito. Anche questa con un ciclo di antibiotici può essere curata. La malattia più pericolosa che le zecche possono trasmettere è l'encefalite da zecca, anche chiamata TBE. Questa è una grave malattia che va a colpire il cervello, le meningi, può colpire anche il midollo spinale. Si manifesta circa 8 giorni dopo essere stati morsi dalla zecca e infettati. Non esiste una cura per la TBE, per cui il miglior modo per prevenire questa encefalite è vaccinarsi. Nel caso in cui facciamo un'escursione e troviamo una zecca attaccata alla nostra pelle, per prima cosa niente panico. In farmacia vendono delle pinzette apposta per l'estrazione della zecca, oppure si possono usare anche delle pinzette molto fini, come ad esempio io uso quelle del coltellino del Victorinox. È un'operazione semplice, però se non siete sicuri recatevi dal vostro medico. Evitate di andare in pronto soccorso perché vi faranno aspettare ore, perché vi daranno un codice verde, probabilmente bianco, verde, non vi daranno molta importanza, alla fine ve la toglieranno, ma non vi faranno l'analisi del sangue né niente, in quanto bisogna aspettare un paio di giorni per l'analisi del sangue e per eventualmente prendere gli antibiotici. Per cui se non siete sicuri andate dal vostro medico di famiglia, lui vi estrarrà la zecca e vi prescriverà probabilmente delle analisi del sangue un paio di giorni dopo. Se invece volete togliervela da voi non è difficile, andate in farmacia, esistono delle pinzette apposta in plastica. Bisogna fare attenzione di prendere bene la zecca alla base, diciamo, della testa, tirare con un movimento non secco, dopo ovviamente bisogna disinfettare. Se il rostro è restato all'interno, magari con uno spillo, controllate con una lente di ingrandimento uno spillo, togliete il rostro. Il rostro non causa infezione, perché abbiamo detto i virus o i batteri stanno nello stomaco della zecca, però è sempre meglio togliere e pulire bene la ferita. Non usate sostanze oleose e non toccate la zecca con le mani, non schiacciatela in quanto potrebbe rigurgitare già il sangue che ha già succhiato. Per evitare di essere morsi dalle zecche bisogna seguire una serie di regole. Bisognerebbe vestirsi con indumenti chiari in modo da individuare subito la zecca se una zecca ci è salita addosso e ci corre addosso. Un consiglio che vi posso dare è infilare i pantaloni all'interno dei calzini, così le zecche non possono infilarsi sotto, altrimenti se non fate questa cosa la zecca finisce sullo scarpone, cammina, va dentro i pantaloni e vi si attacca da qualche parte. Con questo sistema non ho mai avuto problemi. Poi ovviamente pantaloni sempre lunghi anche d'estate, soprattutto se state sotto i 1000 metri. Se andate 1200-1300 metri, 1400, magari è già più sicuro, basta anche solo lo spray. Se usate lo spray, quello Autan, quelle cose lì, ricordatevi solo che dovete metterlo ogni 2 ore, circa 2-3 ore, perché sudando perde di efficacia. Per cui magari ve lo spruzzate sugli scarponi, sulle caviglie e sulle braccia e dietro il collo. Le zecche amano i posti umidi e caldi, per cui una volta che vi salgono addosso cercheranno un posto umido e caldo, quindi principalmente potrete trovarle sotto il ginocchio, nella zona inguinale, sotto le ascelle, nella zona davanti al gomito oppure dietro le orecchie. Evitate soprattutto di distendervi nei prati erba alta, soprattutto non bisognerebbe passare nei prati erba alta. Se dovete passare, se il sentiero passa e c'è erba alta, cercate di camminare in mezzo senza strisciare le gambe sugli steli d'erba che crescono ai lati. Insomma, bisogna cercare di evitare il contatto con quelle zone dove vive la zecca. Oltre alle fasi di prevenzione, ci sono dei comportamenti che bisogna seguire al termine dell'escursione. Quindi al termine dell'escursione è sempre bene effettuare un'accurata ispezione di tutto il proprio corpo.
andando soprattutto a porre l'attenzione in quelle zone dove appunto è più facile che le zecche si attacchino, per cui dietro le ginocchia, gomiti, dietro le orecchie, collo, inguine. Controllate bene queste zone. Poi un'altra cosa, quando voi arrivate a casa, gli indumenti che avete usato non buttateli nella cesta comune, perché se qualche zecca si è infilata nelle tasche, dentro nei pantaloni, la buttate nel cesto, questa migra e va su altre cose. Quindi i vestiti li prendete, li mettete fuori, li lasciate fuori una notte. Di notte la temperatura cala, la zecca sta male, ha freddo, quindi uscirà dai pantaloni, dalla maglia e andrà e cercherà un posto caldo e umido dove stare per la notte. E soprattutto anche evitate di tornare a casa e dire sono stanco, vi buttate sul divano con i vestiti che avete usato per l'escursione. Non fatelo perché dopo la zecca vi corre in giro e vi resta sul divano. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Il mio intento con questo video era quello di farvi conoscere un po' la zecca, ma anche stuzzicarvi un po' l'interesse. Io ho trattato pochi argomenti in maniera abbastanza veloce. Andate a cercare informazioni su internet, si trovano diversi articoli scritti bene dove le informazioni sono precise. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un commento se avete delle informazioni diverse da quelle che ho detto, se volete dire qualcosa in più, e magari condividete questo video. E per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!